Allora, riprendiamo un po' il filo del discorso. Solitudine, causa di gesti estremi, morte in solitudine, tutti fatti gravissimi. Bisogna lavorare per tempo sulla propria vita, sul proprio stile di vita, finché si è ancora abbastanza giovani per poter porre rimedio, quindi rete di amicizie, di interessi. Ma voi avete analizzato al congresso, in occasione di questo congresso, altri elementi che provocano delle anticipazione delle demenze, anche dell'insorgenza dell'Alzheimer, di alcune forme di Alzheimer e di malattie vere e proprie. Questo è il fatto. Perché? E questo che tanti non ci credono, perché lo so, perché ci dicono ma voi dite questo, ma in realtà è per creare terrore, com'è possibile che sia correlato? Invece è strettamente correlato. Guardi, l'Alzheimer è una patologia purtroppo gravissima e per la quale ancora non esiste una cura. Adesso stanno entrando in gioco dei farmaci che non sono ancora stati approvati in Italia, che sono anticorpi monoclonali, quindi dei farmaci biologici come per altre patologie, i quali saranno in grado apparentemente di modificare il decorso della malattia, rallentandone sostanzialmente il decorso, almeno in casi iniziali di demenza per i quali si potrà provvedere questa infusione di anticorpi. Che è una buona notizia. E questo è un vantaggio, è un certo. passo avanti, perché dopo tanti anni di silenzio in quest'area, sapendo che costa ormai così tanto creare una nuova molecola che si è scoraggiati, no? Le grandi industrie fanno fatica a investire centinaia di milioni di dollari per nuovi farmaci. Un po' ci aiuterà anche l'intelligenza artificiale, mettendo a posto, adattando le terapie che sono già disponibili, quindi predisponendo per noi dei cocktail di farmaci che potranno probabilmente migliorare il decorso dei nostri pazienti. Però tornando alla sua domanda, anche la solitudine è un precursore molto importante di demenza e lo fa in tanti modi diversi. Anche se non conosciamo alla fine il vettore ultimo, il fattore causale che può spiegare tutto, però ci possiamo immaginare che chi è solo comincia a mangiare male, quindi può mangiare cibi industriali o precotti o preparati o non il cibo sano e nutriente che ci aspetteremmo, e quindi facilmente aumentare i livelli di colesterolo cattivo, l'LDL, potrebbe aumentare la glicemia e quindi il diabete, altro fattore predisponente alla demenza. Il diabete è predisponente alla demenza. Abbiamo parlato di varie conseguenze cardiovascolari di vario genere, ma non della demenza associata al diabete. Sì, e quindi sicuramente la solitudine predispone al diabete e sicuramente i livelli elevati di glicemia predispongono a danni deteriorativi del sistema cognitivo. Poi uno può mangiare così male da diventare obeso. L'obesità può indurre una poca voglia di attività fisica. E quindi la serotonina, le endorfine. Può fumare di più, può bere di più, tutti fattori che sono associati per esempio a un aumento del rischio di Alzheimer. Quindi adesso una commissione di Lancet che è uscita nell'agosto scorso con un primo autore che si chiama Livingston ha messo appunto 14 fattori di rischio per la demenza e la solitudine 14. Da sola spiegherebbe il 5% di questi fattori di rischio predisponenti, ma la buona notizia è che tutto sommato aumenta la popolazione mondiale, ma non aumenta in parallelo il tasso di demenza. Quindi vuol dire che noi stiamo assimilando dei fattori protettivi, mangiamo meglio per esempio, ci muoviamo di più, stiamo più attenti. Quindi riusciamo a metabolizzare. Esatto, agli zuccheri, a non bere in eccesso, a fumare di meno e tutti questi fattori stanno rallentando quei dati di prevalenza, di distribuzione della demenza
che se non fosse così sarebbero in parallelo con la crescita demografica, ma non è così. Purtroppo la demenza è un problema che grava sulle famiglie, grava sui caregiver, su queste persone che poi sacrificano moltissimo, troppo della propria vita nell'assistenza a queste persone, compromettendo la propria vita, compromettendo solo la propria assolutamente la propria vita, e in certi casi disperati dando anche situazioni che sono l'omicidio compassionevole, no? Poi seguito dal suicidio, quello che si chiama mercy killing. Quindi io non riesco a tollerare che mia moglie soffra in questo modo, che sia diventata un vegetale, non vedo un futuro, non vedo una possibilità di miglioramento, e quindi ricorro a un gesto estremo per lei e per me, che l'ho assistita soffrendo moltissimo e vedendo perduta per sempre quella persona con la quale ho condiviso tutta la vita. Ecco, ma in questi casi qui, che purtroppo ci sono tra l'altro, non dovrebbero intervenire sistemi sociali di supporto, perché non tutti hanno il coraggio, la forza, anche l'energia per dire mi prendo in mano me stesso, la mia vita, mi rivolgo a un professionista, psicoterapeuta, psichiatra, poi a seconda della gravità della situazione, o a un centro di aiuto. Dovrebbero essere forse ci sono delle strutture a livello generale, mondiale, che vanno a trovare le persone per cercare di tirarle fuori da questa situazione di impasse, perché nella solitudine si sprofonda perché, come diceva lei, ci si sente soli, cioè nessuno bada più a te, e molte persone non hanno proprio la forza neanche di alzare la cornetta del telefono una volta, il cellulare, di chiamare nessuno, e quindi questo diventa il problema sociale. Sì, guardi, c'è moltissimo da fare, purtroppo non sempre ci sono i fondi disponibili e neanche il tempo materiale per la preparazione delle persone che poi dovrebbero assistere queste persone. E quindi c'è un problema di carattere. Immaginando sì che le persone possano resistere al proprio domicilio il più a lungo possibile, quindi resistere, mi piace resistere, sì, perché molte volte si tratta proprio di un fort apache sì, familiare, no? Ma è corretto secondo lei, come professionista che si occupa di queste degenerazioni delle persone, legarsi così tanto al proprio forte? Beh, guardi, dal punto di vista specialistico lei dice? Quando lei si trova ad affrontare queste situazioni, e le vedete anche come Associazione Italiana di Psicogeriatria, di crollo di tutto, la persona precipita nella solitudine, però guarda caso è a casa, perché poi quando succede questo è a casa, e quindi tutto il sistema si volge nel cercare la domiciliarità dell'assistenza domiciliare, che poi, come diceva lei, mi ha detto, costa troppo, non è difficile andare. Beh, qualche passo avanti si è fatto, manca ancora l'attuazione, no? La legge 33 sull'assistenza alle persone bisognose ancora non trova la sua attuazione sperata, però almeno ha rappresentato una presa di consapevolezza, di coscienza, che è un problema che va affrontato, enorme, per le quali onestamente non ci sono allocate le risorse di cui abbiamo bisogno. L'assistenza territoriale si giova dei centri per i disturbi cognitivi e la demenza, i cosiddetti CDC. Che ci sono, quindi anche questo. E le chiedo, ma chi ci segue che è anziano solo, soffre questi momenti così da depressione, sarebbe da affrontare tutto un capitolo sulla depressione, potrebbe trovare supporto e sollievo in cure farmacologiche, psichiatriche? Guardi, per alleviare questi sbalzi anche di umore, questi stati pericolosi? Beh, insomma, adesso non dimentichiamoci che io sono uno psichiatra, quindi devo difendere la categoria, ma noi psichiatri dovremmo essere i più qualificati per combattere le depressioni. Quindi possono servire? Certo, certo. In realtà la cura della demenza in Italia è abbastanza atipica nella sua struttura rispetto all'estero, anche perché qua gli psichiatri sono praticamente esclusi dalla cura sì istituzionale, che è nelle mani di neurologi e geriatri per lo più, e psicologi.
Il perché di questo probabilmente è perché è un po' una battaglia dei bottoni qui, no? Quindi non abbiamo denari per niente e i servizi psichiatrici pubblici cercano di delegare con i pochi mezzi a disposizione la cura delle persone più anziane ad altri, per lo più ai geriatri o ai CDC, e quindi a reparti internistici. Però potrebbe essere un aiuto, un supporto. Assolutamente sì. Questo è importante dare. Io che ho speso una buona parte della mia vita in Australia, sono stato a lungo presidente di un'associazione Alzheimer, per esempio, alla Gold Coast, quindi lì la psichiatria è evidentemente una patologia, una specialità, mi scusi, che si occupa di patologie che evidentemente vertono dal delirium, dalla confusione alle depressioni, ma anche alla cura degli stati di agitazione, disturbi comportamentali, a tutto quello che per esempio non fa dormire le persone, quindi mancanza di sonno, ancora di più gli assistenti che sono preposti alla cura di queste persone. Professore, grazie mille Presidente, grazie veramente, le auguro buon lavoro. Siamo giunti al termine di questo capitolo che è sempre bello però a poterlo approfondire di volta in volta. Questo è stato, diciamo che il congresso è stato un po' l'occasione perché sono emersi vari temi. Io spero che i nostri telespettatori, voi che ci state seguendo, abbiate anche poche cose, però vi possano essere state di supporto e di aiuto e soprattutto sapere che c'è chi si occupa di questo, che è molto importante, ci sono tanti professionisti, ci sono degli studi in atto, io ricordo che tanti anni fa non si parlava di Alzheimer senza nessuna possibilità con il suo predecessore presidente sempre dell'associazione italiana, ricordo, e già adesso il fatto che ci possa essere qualche cosa è molto importante e quindi restate sempre con noi dopo la pubblicità. Salutiamo e ringraziamo il presidente Diego De Leo e a voi ci vediamo tra poco.